Vigilia di campionato, vigilia di ripartenza di una stagione anomala che ormai ha visto tante defezioni, tante società hanno preferito rinunciare a questa avventura. Il Portogallo invece c'è, domenica sarà regolarmente in campo nella prima giornata con la Robeganese, partita che si disputerà allo Stadio Mecchia, diretta streaming sul canale YouTube, lo diciamo appunto a beneficio dei tifosi. Il link al quale collegarsi sarà comunicato pochi minuti prima della partita sulla pagina Facebook del Portogallo. Dunque allora Presidente, quali sono state le ragioni che vi hanno spinto a presentarvi regolarmente al via di questa nuova stagione? Buonasera, grazie. Le motivazioni per cui abbiamo deciso di partecipare a questo campionato, mini campionato, chiamiamolo così, sono molteplici. Innanzitutto perché da sempre il Portogallo Calcio, oltre al maschile, ha anche una squadra femminile che gioca in Serie C e che ha continuato a giocare. Quindi non c'era assolutamente una motivazione che potesse non andare in questo senso. Abbiamo deciso di farlo anche perché, visto come è andato lo screening settimanale fatto dalle ragazze, mi sembrava corretto farlo anche rispetto alla squadra maschile. Un sistema, magari qualcuno lo capirà, qualcuno no, di prevenzione anche rispetto al Covid. Siamo, da quando abbiamo ricominciato, settimanalmente tamponati e fino ad oggi, toccando ferro, non è mai emerso un positivo, quindi facciamo anche, secondo me, un'opera per il sociale. Questa è la motivazione principale, e poi perché abbiamo, dal mio punto di vista, costruito sin dall'inizio una squadra per puntare alla Serie D, che è il nostro obiettivo, come l'ho sempre dichiarato, e quindi le due motivazioni principali sono queste. Sono perfettamente al corrente e d'accordo di tutto quello che c'è fuori, abbiamo un'azienda anche noi. Però il calcio, lo sport, secondo me è salute ed è vita, e quindi abbiamo cercato di dividere le due cose con enormi sacrifici, però abbiamo deciso di portarlo avanti. Una squadra già forte di per sé che avete voluto ulteriormente rinforzare per puntare ovviamente al massimo degli obiettivi. Abbiamo deciso di aggiungere qualche giocatore alla rosa che avevamo per coprire ulteriormente quei ruoli che forse erano un po' scarsi, chiamiamolo così. Secondo me siamo coperti benissimo adesso in ogni ruolo, poi lascio al mister la valutazione sui giocatori che abbiamo portato a casa. Io sono felicissimo della rosa, sia dei vecchi, fra virgolette, che dei giovani che sono, dal mio punto di vista, bravissimi. Mister De Agostini, è stato giusto ricominciare? Buonasera a tutti. Sì, credo di sì, perché anche diamo un segnale di positività, no? In questo periodo, insomma, in cui le cose non sono certo molto fortunate per molta gente, noi cerchiamo di dare di portare un po' di positività, e credo che lo sport vada avanti anche per questo, e quindi noi che siamo in prima linea credo che sia giusto che questo lo facciamo, anche perché poi abbiamo la fortuna di avere una società alle spalle di alto livello. Noi siamo sempre stati tamponati e tenuti sotto controllo, quindi credo che questo vada anche a giovamento nostro. Mister, una squadra che si è rinforzata, che è stata rinforzata notevolmente, è convinto di avere un organico in grado di disputare al massimo queste 9 finali? Sì, credo che la società abbia lavorato benissimo, mi ha messo a disposizione un'ottima squadra, quindi non c'è nessun tipo di discussione da questo punto di vista. Ci accingiamo a fare un mini torneo, secondo me, di altissimo livello, con delle squadre che sarebbero già pronte per fare la Serie D, perché ce n'è più di una sicuramente forte, e quindi noi siamo eccitatissimi e abbiamo grandissima voglia di cominciare.
È un campionato che si presenta pieno di incognite. Sì, sì, c'è grande curiosità, perché è chiaro che tutte le squadre hanno fatto degli innesti, perché nessuno è venuto a giocare queste 9 partite tanto per fare le passeggiate, ma tutte quante hanno un obiettivo ben chiaro, che è uguale al nostro, e quindi saranno, come ho già detto prima, delle partite difficili, ma sicuramente molto stimolanti, e quindi noi non vediamo l'ora di cominciare. Se ripartirà tutti da zero, è giusto non considerare i punti conquistati nella prima parte del torneo, quella disputata in autunno. Beh, se avessero aderito tutte quante le società a questa ripartenza, si poteva anche pensare di ripartire da dove avevamo lasciato, ma così è chiaro che era inevitabile ripartire da zero, quindi credo che sia una scelta giustissima. Due squadre d'oltre tagliamento, San Luigi e Pro Gorizia. Da friulano che cosa ci può dire di queste due realtà? Beh, io insomma che sono del friulano le conosco, e saranno due squadre che sicuramente si faranno valere in questo campionato. Senta, per domenica, squadra al top, c'è qualche problemino? Abbiamo qualche piccolissimo problema anche noi, e poi come tutti quanti anche noi non siamo molto abituati a vivere questa situazione, quindi non conosciamo bene, non abbiamo i parametri perfetti per questa situazione, quindi c'è molta curiosità anche da parte nostra di vedere in che situazione siamo, ma penso che ci presenteremo al meglio.